Trasporti, dopo i tagli delle risorse al settore destinate alla Regione, presidenti e direttori delle aziende del Veneto si sono riuniti per chiedere una risposta in tempi brevi. Bisogna trovare altre risorse da destinare ai trasporti, dopo i tagli della Regione. E proprio per trovare una soluzione e soprattutto esercitare forti pressioni sulla Regione, oggi a Padova, nella sede di Confservizi Veneto, si sono riuniti presidenti e direttori di tutte le aziende di trasporto pubblico della Regione. Noi dobbiamo capire due sono le possibilità: o aumentiamo in caso di tagli, o aumentiamo le tariffe o riduciamo i servizi. E quindi chiediamo una risposta immediata, veramente rapida, per sapere come far quadrare i nostri bilanci. Se la Regione dunque non permetterà di ottenere nuove risorse, le aziende di trasporto valuteranno la possibilità di chiedere lo stato di crisi per poter accedere alla cassa integrazione straordinaria per i dipendenti. La riunione è di tenere duro su quello che il governo ha deciso. Ci sono altri 400 milioni dedicati al TPL nazionale, la quota veneta sarebbe di circa 35 milioni di euro di fatto, che compenserebbe totalmente il taglio. Quindi il taglio con questi 35 milioni che devono assolutamente arrivare sarebbe assolutamente azzerato, e quindi quantomeno i veneti rimarrebbero con il servizio attuale, che non è un servizio eccellente, ma è un servizio quantomeno accettabile.